Amiche e amici, buongiorno e ben ritrovati con Ore 13, è una puntata che va a parlare di un tema di cui veramente purtroppo c'è poca ribalta sui media, anzi diciamo che i media trattano questo tema purtroppo nel momento in cui si arriva veramente a quello che è la sua estrema che non è una soluzione ma tragedia. Oggi infatti parliamo della legge che estingue i debiti. Nel gergo è stata definita la legge antisuicidi, sicuramente un titolo forte per una norma, però insomma, con l'andare della trasmissione capirete molto bene di che cosa si tratta, perché è importante che sempre più persone sappiano che esista questa opportunità, che venga offerta questa opportunità a coloro che sono in difficoltà per motivi finanziari. Allora, vi presento i miei ospiti, sono Cristina Cavina che è commercialista, buongiorno. E Gianni Dalla Pasqua che è consulente di Rianalisi, buongiorno. Allora 0422 162 6798. Allora noi vi dirò, abbiamo anche avuto un po' la difficoltà nello stabilire quale potesse essere il titolo di questa trasmissione, perché noi dobbiamo fare informazione, dobbiamo cercare di catturare l'attenzione dei nostri telespettatori ovviamente e fargli capire in 4 parole di che cosa andremo a parlare durante la puntata. Stavo per scrivere la legge antisuicidi, però mi sembrava tanto forte quanto forse anche sconveniente, fatto sta che però l'origine di questa norma, che è alla base un po' della puntata di oggi, penso, secondo me, è nata proprio perché ci sono stati tanti suicidi per motivi di debiti in Italia. Assolutamente sì. È nata perché c'è un grosso problema in Italia sui soggetti che non possono fallire e che hanno i debiti. E soprattutto siamo arrivati per ultimi rispetto a quello che è la disciplina europea, rispetto agli altri paesi europei. Noi siamo arrivati nel 2012 con una legge che si chiama la legge sul sovraindebitamento dei soggetti non fallibili. È una legge che è indirizzata a tutti quei soggetti appunto che hanno dei debiti e che non hanno una soluzione alternativa come le procedure concorsuali. Quindi sostanzialmente è una legge per tutte le famiglie, per tutti i privati cittadini, per le start-up, per i piccoli imprenditori, per gli agricoltori, per i professionisti, per tutti quei soggetti che non possono fallire sostanzialmente. Allora, è la famosa tra l'altro legge 3 del 2012, no? Nel gergo dei professionisti si usa ovviamente a segnare quello che è il numero indicato dal legislatore in questo caso per definire una legge e l'anno. Lei mi ha velocemente riassunto coloro che sono i possibili beneficiari o utilizzatori di questa legge, quindi purtroppo penso anche tanti di coloro che ci stanno seguendo da casa, perché uno dei dati incredibili è che solo nel Triveneto circa 1,5 milioni di persone rientrano nella casistica dei sovraindebitati. Assolutamente, 6-7 milioni in Italia, 1,5 milioni nel Triveneto, secondo i dati della CGIA di Mestre dell'anno scorso, di fine 2016, inizio 2017. Allora, noi abbiamo coinvolto in questa puntata anche Gianni Dalla Pasqua, che oltre ad essere consulente di Rianalisi, poi magari ci raccontate anche molto velocemente cos'è Rianalisi, lei è in procedura in questo momento, corretto? Cioè, è una persona che ha avuto dei problemi finanziari e molto velocemente ci riassume da dove hanno avuto origine, cioè come sono nati i problemi e da quanto tempo, perché la cosa incredibile è che il tutto è nato nel 1994. 94, quindi stiamo parlando di quasi 24 anni fa. Sì, io avevo 2 società, una SRL e una SNC, e la SRL chiaramente è fallita, ha fatto il suo corso, però nell'SNC c'erano delle firme personali e degli impegni personali, per cui una volta chiusi i fallimenti le banche, piuttosto che l'Agenzia delle Entrate, hanno continuato a rincorrermi e ho dovuto accedere assolutamente alla legge 3, per fortuna che è uscita la legge 3, perché sennò non avrei saputo come fare sostanzialmente, perché avevo già dei pignoramenti sugli stipendi, pignoramenti sulle provvisioni, ufficiali giudiziari in casa, cioè una vita decisamente assolutamente difficile, triste. E adesso insomma poi vedremo con l'andare della trasmissione quali sono ovviamente i risvolti
che purtroppo in certi casi, come dicevamo, arrivano veramente a quello che è l'estrema scelta che può fare una persona, la più difficile, la più complicata. Vedo che già c'è qualcuno al telefono, pronto? Pronto? Sì, buongiorno, chi parla? Pronto? Pronto, la sentiamo, buongiorno, chi parla? Sì, buongiorno. Sono Michela, chiamo da Nono Veneto. Vorrei sapere se i suoi ospiti sono avvocati. No. No, non sono avvocati, signora. È un commercialista e un libero professionista. Perché avevo un quesito da porre, ma se non sono avvocati io glielo pongo lo stesso. Vada. Io ho persona di famiglia che ha fatto l'assistenza ad un anziano per 22 anni in buona fede senza ricevere nulla, sempre pensando che al limite quando il malato sarebbe venuto a mancare, i suoi eredi l'avrebbero ripagato, insomma. Adesso si evince che gli eredi non hanno liquidato nulla. È possibile venire a capo di tutto questo? C'è un qualche cavillo, un qualcosa? Allora, Michela, non è assolutamente la casistica Appunto, che perché non ha rientra, avvocati, perché mi spiace, per cui... certo. Grazie comunque per aver chiamato e se ha piacere continua a seguirci. Allora, riprendiamo il filo del discorso. Stavamo così prendendo anche lo spunto personale del signor Dalla Pasqua, il quale ci raccontava come si è trovato in una situazione di difficoltà e mediamente quindi... Situazioni così sono molto presenti, cioè situazioni di persone che hanno rilasciato firme di garanzia e si ritrovano per anni, tantissimi anni, 24 anni, inseguiti dai soggetti che sono gli istituti di credito, le finanziarie, Equitalia. Situazioni come quelle del signor Della Pasqua sono situazioni che difficilmente, fino a prima dell'entrata in vigore della legge 3, trovavano una soluzione. La soluzione qual era? Pagare tutto. Ma ci sono persone che non sono in grado di pagare e ripagare quelli che sono gli impegni presi, perché magari hanno avuto un problema lavorativo e quindi non hanno più la società che genera il reddito. E la legge 3 vuole proprio aiutare i soggetti come il signor Della Pasqua che nonostante tutto hanno fatto l'impossibile per riuscire a pagare gli impegni presi, ma soluzioni non ce ne sono. E la cosa importante della legge 3 è che aiuta questi soggetti anche a poter preservare e rendere utile il patrimonio che hanno. Mi spiego meglio. Accedo alla legge 3, vengono completamente bloccate tutte quelle che sono le procedure esecutive. Quindi il soggetto rientra normalmente in possesso di tutto quello che è il pieno stipendio. Vengono bloccate le azioni esecutive sugli immobili per far sì che tutto quello che è il patrimonio e il reddito del soggetto possa aiutarlo a chiudere la procedura di legge 3 e ottenere l'esdebitazione. Quindi cosa vuol dire? Riesco a pagare i debiti, pago i debiti, riesco a pagare in parte i debiti, la parte che non sono riuscita a pagare viene dichiarata sostanzialmente inesigibile. E questo penso sia l'aspetto rivoluzionario per quel che riguarda l'ordinamento italiano di questa legge e probabilmente anche uno dei motivi per il quale forse non trova tutta questa simpatia dai poteri, quelli che definiamo poteri forti. Andiamo a spiegarlo ancora più semplicemente. Ovviamente correggetemi se ho capito male. Supponiamo che io abbia un figlio che intraprende un'attività professionale, no? Purtroppo spesso accade che per poter accedere al credito questo ragazzo non sia in grado di farlo, ma debba chiedere a me una garanzia con o il mio stipendio o i miei beni immobili, eccetera. Quindi io do garanzia al figlio affinché questo possa svolgere la sua professione, corretto? Assolutamente. Succede che purtroppo le cose vanno male e a quel punto i creditori del figlio, che possono essere appunto gli istituti bancari, se non Equitalia o lo Stato per quel che riguarda appunto le tasse, l'IVA, quello che è, arrivi da me che io avevo dato garanzia. A quel punto, finora, perché poi tuttora le banche, eccetera, eccetera, possono impormi di andare a coprire il debito. Sì. A quel punto succede un'altra cosa, che può essere che io abbia solo la casa nella quale vivo e che avessi dato quella garanzia di quel debito, corretto? Quindi significa che scatta l'operazione, che venne sottratta anche a me la casa
e comincia a essere molto complicato. Quindi con la legge 3 come funziona? Supponiamo che io sia arrivato a quella fase, ossia che non sia in grado di coprire quello per cui avevo garantito, e quindi dove vado, cosa faccio, a chi mi rivolgo? Allora, la legge 3 consente ai soggetti che si trovano in situazioni come queste di mettere un punto di fine e poter ripartire. Il punto di fine si basa su un concetto chiave della legge 3. Un soggetto può concorrere ai propri debiti soltanto nella misura dei propri redditi e del proprio patrimonio. Però attenzione, il concorso non è col 100% di quello che è il reddito di una famiglia, deve essere sempre preservato alla famiglia il diritto di poter vivere e vivere degnamente. Quindi viene sempre preservata una somma necessaria per mantenere la famiglia. Chi fa questa valutazione? La valutazione la fa un professionista o nominato dal tribunale sostanzialmente, che viene chiamato ad assistere il soggetto in difficoltà. Questo soggetto parte come prima cosa da identificare quali sono prima di tutto i debiti, ed è un passaggio chiave perché la persona otterrà la cancellazione, tra virgolette, un termine improprio ma fa capire nel concreto quello che succede, la cancellazione di tutti quei debiti che vengono riconosciuti all'interno della procedura, identificati all'interno della procedura. Quindi bisogna ricordarsi di tutto, anche della bolletta del gas che è finita, tra virgolette, sotto il divano a casa. E quindi prima di tutto si identificano puntualmente quelli che sono i debiti. Allora, scusa, interrompo ancora un attimo, che c'è una telefonata. Intanto abbiamo identificato quali sono i debiti della persona. Pronto? Buongiorno, mi sentite? Sì, buongiorno, chi parla? Buongiorno a lei e a tutti i suoi ospiti, sono Antonio. Senta, volevo fare una domanda al commercialista. Io ho acceso solo adesso la televisione. Prego. E mi sono accorto che state facendo una cosa che a me interessa. Volevo sapere se questa legge 3 funziona anche per i non fallibili. La legge 3 è indirizzata proprio a tutti i soggetti non fallibili. A tutti i soggetti non fallibili. Quindi lei mi sta dicendo che anche nel pregresso, cioè vi spiego una cosa, io 6 anni fa oramai sono andato all'asta, hanno portato via tutto, sono un senza fissa dimora e non riesco a riemergere per nessun motivo per questi debiti, insomma, cioè non essendo un soggetto non fallibile, quindi resto in balia di queste leggi qua, cioè che non si riesce a risanare. Io adesso volevo sapere se questa legge 3 è quella che so io, che bisogna andare a concordare tutti i debiti, giusto? Allora, a seconda della situazione del soggetto ci sono diverse procedure che possono essere messe in atto. Se le procedure sono 3, una è quella che diceva lei, che è quella sostanzialmente di una rinegoziazione del debito con i vari creditori. E poi ci sono anche altre soluzioni, come ad esempio la liquidazione, nel caso in cui non sia possibile procedere a una rinegoziazione compiuta dell'intero debito che si ha. La cosa importante è che la legge 3 è proprio indirizzata ai soggetti non fallibili e sicuramente se la persona indebitata è un soggetto non fallibile, con la legge 3 trova la soluzione a seconda di quella che ovviamente è la casistica specifica. Su quella che è la casistica specifica si costruisce poi la procedura che dovrà essere seguita. Quindi voglio dire, io sono in una situazione che non posso Senta, Antonio, negoziare. Antonio, posso fare una proposta? Sì, prego. Se lei ci lascia il numero di telefono, io poi la faccio richiamare. Sul serio, Sì, a parte gli scherzi. già Perfetto, perché così diamo modo anche agli altri telespettatori di essere coinvolti. bene. Le assicuro che verrà chiamato nel pomeriggio. Va bene, aspetto. Grazie. Arrivederci. Grazie, buongiorno. Sì, mi perdoni Antonio, ma insomma ovviamente dobbiamo cercare di dar spazio un po' a tutti. Allora, siamo nel caso in cui abbiamo identificato quali sono, cioè abbiamo tirato fuori dai cassetti tutti i debiti relativi a questa vicenda. Tavolo. E siamo sul tavolo. Bene, allora, adesso andiamo con la pubblicità e poi andiamo a spiegare qual è la procedura. Linea alla regia. E rieccoci.
Eccoci, in trasmissione stiamo spezzettando anche per le telefonate che immagino, il tema è assolutamente di interesse e mi fa solo piacere se riuscite ad avere delle informazioni da questa trasmissione, perché vuol dire che stiamo facendo bene il nostro lavoro. Allora, riprendo un attimo la situazione in mano. Stavamo definendo, no? Cioè, quali sono le fasi per riuscire ad attingere a questa, cioè ad approfittare tra virgolette di questa legge. Quindi sostanzialmente la prima cosa è capire esattamente l'ammontare dei debiti della persona, corretto? Correttissimo. Che già è già il fatto che arrivino a presentarsi di fronte a voi è un ottimo passo, perché penso che ci siano fortissime difficoltà nel prendere coscienza di quella che è la situazione e nel parlarne con qualcuno. Che consigli potete dare a questo punto di vista? Di parlarne, di superare quello che è l'ostacolo e cercare di parlarne, perché la soluzione finalmente c'è. Quindi bisogna soltanto superare l'imbarazzo e forse al di là dell'imbarazzo la presa di coscienza della situazione in cui si è, perché molte volte fa meno male non pensarci, evitare di aprire la busta o evitare di aprire al postino, però la soluzione adesso c'è, quindi vale la pena fare questo sforzo, superare la difficoltà iniziale e finalmente affrontare la situazione. È stato duro affrontare questo tipo di confronto, Gianni? Ma guardi, io dico che secondo me la metto un po' sul pesante, però il sovraindebitato grave, quello pieno di debiti, che proprio non ce la fa più, è come il drogato che decide di sua spontanea volontà di entrare in comunità. Cioè proprio non ce la faccio più, ho distrutto la famiglia, ho spolpato il papà, la mamma, gli zii, i cugini, il vicino di casa. Adesso basta, devo tirare una riga e ripartire. Fino a ieri purtroppo non c'era questo strumento. Lo strumento legale per farlo. Ma questa è una legge dello Stato. Il problema qual è? Che spesso anche in ufficio da noi riceviamo persone che non sono assolutamente più abituate alle belle notizie. Gente che non ride più da tanto tempo, no? Che non crede più nella vita, nelle cose belle. E quindi sono increduli di fronte a questa soluzione. Noi dobbiamo veramente spiegargli in tutti i modi, guarda che è una legge dello Stato, è una legge che finalmente ti tutela, e sono increduli. Quando mi chiamano il giorno dopo aver formalizzato con noi un mandato piuttosto che, dicono, io stanotte non ho mai dormito, però mi sembra impossibile. No, è possibile. Io potrei citare tantissimi casi di clienti miei, la dottoressa Cavina sicuramente molti di più, perché lei ha in mano tutta la situazione globale, no? E abbiamo gente che ci ringrazia. Io personalmente ho avuto una soddisfazione 1 anno e mezzo fa, 2 anni fa a Natale, dove un cliente mi ha mandato un messaggino, che ce l'ho nel telefonino che non ho qua per non disturbare, il quale mi dice: io non so come ringraziarvi, perché io è da 5-6 anni che non facevo un Natale così felice con la mia famiglia. Quindi incredibilmente, insomma, per lei la legge non solo le ha risolto un problema, ma le ha dato anche lavoro poi. Sì, io con l'occasione, io operavo nel settore diciamo, ero già nel settore, però mi sento, ma credo di aver coinvolto e di essere anche con tutti quelli della nostra struttura, dell'ufficio, eccetera. Noi mettiamo al primo posto la persona, sostanzialmente, certo. No? Per cui lo facciamo anche come una mission, indubbiamente è un lavoro, no? Però insomma, penso che la sensibilità di chi l'ha vissuto in prima persona porti assolutamente delle motivazioni a risolvere i problemi del prossimo, che sono completamente diverse. Pronto? Buongiorno dottor Palladin. Buongiorno, chi parla? Antonio. Un altro Antonio, buongiorno Antonio, prego. Non quello di prima, non quello di prima, Antonio. La riconosco che è una voce diversa. Sì, ecco, allora, saluto anche i suoi ospiti. Allora diceva che bisogna avere il coraggio delle volte a presentare e far la forza di per ricorrere a queste brutte cose. Allora io ho un
mio problema risolto, però voglio che lei glielo porta alla luce del sole. Prego. Io ho fatto, quando mi sono sposato, separazione dei beni, d'accordo? Poi io sono andato avanti con i miei lavori, mia moglie ha fatto il suo procedimento, è entrata in una società, nella quale società nel 1980 ha fatto il ricorso dell'IRPEF per 140.000 lire. Bene. Poi è andata male, andati avanti, chiuso tutti i procedimenti di fallimento, non fallimento e tutto quanto. Nel 1980 e nel 1984 mi si presenta, dopo aver chiuso i fallimenti, mi si presenta una lettera la quale io sono debitore di questa società. Ho fatto i ricorsi sopra i ricorsi, vale a dire da 140.000 lire io sono arrivato di pagare 3.000 euro, bensì dopo che è mancata mia moglie, io ho fatto anche il rinuncio dei beni, dei crediti e dei debiti. Non c'è stato verso con la burocrazia, dottor Paladin, e sa che quando io parto, gliel'ho detto ancora, io non mi fermo, adesso devo stare tranquillo. No, stia tranquillo, per carità. Stia tranquillo, per carità. Queste cose, non c'è verso, non c'è legge 3, legge 1. Chiuso il fallimento, chiuso tutto quanto, dopo 33 anni io ho dovuto pagare 3.000 euro. Buona giornata, datemi una risposta. Grazie, allora io direi che comunque la casistica è molto lontana, perché legge antifallimento, purtroppo comunque sono sicuramente tanti soldi, ma a 3.000 euro penso che... È una situazione lontana nel concreto, nel senso che per 3.000 euro non ci sono forse le condizioni per poter accedere. C'è una soglia, esiste? Come si stabilisce chi può accedere a questo tipo di soluzione? Prima di tutto ci sono delle condizioni per poter accedere, quindi il soggetto non deve essere fallibile, il soggetto non deve avere delle procedure simili in corso, non le deve aver avute nell'arco di un breve periodo passato, non deve aver fatto atti in frode ai creditori o non deve aver avuto un'indebitazione colposa. Poi bisogna vedere... Ci fa un esempio di indebitazione colposa? Il fatto che io ho fatto un mutuo, ho firmato un finanziamento più che un mutuo, già consapevole di non riuscire a pagarlo. Okay. A me è capitato una persona che aveva già cessioni del quinto, finanziamenti che andavano a coprire più del 60-70% dello stipendio e aveva fatto un ulteriore mutuo a breve termine di 90.000 euro. Già sapeva che non sarebbe riuscito a pagare neanche la prima rata. Quindi qua stiamo anche dicendo un'altra cosa, che non è una legge che salva furbetti, no. Perché se uno fa il fenomeno appunto e acquista cose per un valore che sostanzialmente superano addirittura il valore dello stipendio mensile, non deve intervenire la legge in questo senso. No, in quel senso no. Diverse sono le situazioni magari dove ci sono cessioni del quinto, perché magari sono cessioni su debiti pregressi che mi vanno a coprire lo stipendio, però sostanzialmente le condizioni per accedere sono quelle che dicevamo prima. Dopodiché valutare la convenienza dipende dalla situazione di ogni soggetto. Ci sono persone che anche per 30.000 euro fanno la procedura di legge 3, perché? Perché magari non hanno un immobile, perché non hanno beni di proprietà, hanno soltanto magari uno stipendio part-time, quindi per una persona 30.000 euro possono essere non tanti, tantissimi. Possono essere 3-4 anni di stipendio. Assolutamente, quindi non è che c'è un limite per poter accedere alla legge 3, il limite deriva dalla singola condizione. Okay. 3.000 euro mi sembra veramente purtroppo piccola come cifra per poter accedere, però la condizione del signore sono condizioni che hanno tantissimi altri soggetti. Esiste un concetto di, per esempio il signore ci citava un caso che era nato nell'84, esiste un limite temporale? No. Okay. Quindi se è una cosa che è nata anche negli anni 80 e che abbiamo ancora la coda dietro di creditori, ok. Vedo che la linea... è stata prescritta. Prego?
C'è un limite alla prescrizione, nel senso, se il debito non si è prescritto... Vabbè, è ovvio, ma se si è prescritto... siamo sicuri, i debiti nei confronti dello Stato difficilmente si prescrivono, perché Equitalia, Agenzia della Riscossione, chi per essere sempre puntuale nelle raccomandate per evitare i tempi di prescrizione. Okay. Pronto? Pronto? Pronto. Chi parla? Sono Luca di Verona. Io praticamente non sto sentendo nulla, non lo dico a lei ma lo dico alla regia. Abbiamo un audio bassissimo. Pronto? Pronto? Ecco, la sentiamo un po' meglio. Prego. Perfetto. Buongiorno a te e agli spettatori. Sono Luca di Verona. Buongiorno Luca. Prego. Ti ricordi? Sì? Com'è? Ti ricordi di me, dico, che ti sei sentiti parecchie volte anche con i tuoi spettatori per il discorso delle pensioni, non pensioni? Ah, Luca, sì. Ciao, come va? Sì. Ciao. Niente, volevo sapere come funziona questa legge del 2003, legge 3 del 2012, perché io, avendo un ISEE di 0,12 e come tu ben sai, con tutte le voci che siamo sentiti, mi stanno dando picche. Scusa, sentiamo veramente poco. Ragazzi, mi date più audio in studio? Più di così è impossibile. Ok. Praticamente, che tu come benissimo sai, mi hanno dato picche con l'ISEE che ho 0,12 sia gli assistenti sociali che il comune. Della leggerei mi hanno detto che non posso far parte perché non ho un figlio minore, non ho un figlio disabile, non ho la moglie incinta. E non sono over 55, ne ho fatti 54, quel giorno che fatalità mi hai fatto tu gli auguri che fatalità ero intervenuto per la pensione. Naturalmente ho un sacco di cartelle esattoriali di Equitalia, dalla tassa delle mondizze, le vecchie tasse della TV o determinate multe o cose del genere che naturalmente non riesco a pagare. Non sono neanche andato a fare il discorso delle rate quando c'era appunto fino a giugno, l'avevano prolungato fino a settembre, perché tanto non avrei avuto la possibilità nemmeno di pagare la prima rata, perché io sto vivendo con chi mi sta dando una mano, sperando adesso di fare Natale con il gas e l'acqua, visto che mi è arrivata la raccomandata proprio ieri e non ho i soldi da pagarla. Gli assistenti sociali mi hanno detto di no. E niente. Allora Luca, un attimo solo. Mi perdoni, perché anch'io purtroppo, essendo che sono 3 anni che sono a casa da lavorare e magari anch'io potessi fare un Natale come, non dico da signore, ma un comune Natale. Certo. Volevo sapere se mi presento, mi devo presentare, perché adesso naturalmente da Italia non mi è più arrivato niente, mi arrivano quello dell'agenzia delle entrate. Allora facciamo così, tu hai lasciato il numero, il tuo numero alla centralinista, sì immagino, dopo vediamo di trovare il sistema di chiamarti e di eventualmente indicarti se esistono delle soluzioni, ok? Perché volevo sapere eventualmente per la rottamazione di queste cartelle, si intende rottamazione per che contribuisce lo Stato oppure da pagare a rate? Dopo ti diamo queste risposte. Intanto in bocca al lupo, un grosso in bocca al lupo, grazie, continua a seguirci, sicuramente la dottoressa Cavina troverà il sistema di mettersi in contatto con te. Io invece passo la linea alla regia. Salutiamo ovviamente il telespettatore di prima e con particolare calore tutti quelli che purtroppo sono in gravi difficoltà dal punto di vista finanziario, perché ovviamente condiziona in maniera drammatica la vita e porta anche a star male veramente molto le persone. Tra l'altro insomma mi dicevate che vi capitano anche casi veramente toccanti che vi motivano ulteriormente per cercare di darne delle soluzioni ovviamente. Sì,
Casi toccanti ce ne sono tantissimi, sono tutti i casi comunque sono difficili, perché nel momento in cui ci sono delle famiglie in difficoltà non è che c'è una situazione più toccante di un'altra, perché la difficoltà è palpabile ed è brutto sapere che ci sono persone in quelle situazioni lì. L'unica cosa che effettivamente aiuta è il fatto di sapere che c'è finalmente una soluzione che gli può aiutare, e anche quando loro si rendono conto che la soluzione c'è, la situazione diventa un po' più tranquilla per tutti. E la legge 3 appunto dà questa possibilità, aiuta i soggetti a trovare una soluzione, li aiuta attraverso 3 procedure, che sono 3 procedure predefinite e che vengono scelte a seconda ovviamente della situazione. Però abbiamo tantissimi casi di persone che magari si trovano a fare un piano del consumatore perché magari la moglie ha perso il lavoro, e quindi per preservarla a casa, per comunque cercare di trovare una soluzione ai propri debiti, con la legge 3 riescono, e ci sono anche proprio situazioni in cui gli immobili vengono salvati temporaneamente per poi procedere con una vendita, oppure definitivamente. La legge 3 dà proprio una soluzione a queste persone, aiuta ad esempio gli imprenditori a mettere un punto con quella che era la realtà che hanno dovuto affrontare fino adesso, per poi poter ripartire. Sì, anche perché noi abbiamo una cultura, purtroppo spesso si dice che insomma, prevede che quando uno commette un errore grave in termini anche imprenditoriali poi sembra che non ci possa essere un domani, no? Invece non è assolutamente così, perché chi fa può sbagliare, e chi non fa che non sbaglia mai, corretto. Ma poi ci sono anche, perdonami se interrompo, ci sono anche situazioni dove purtroppo gli imprenditori subiscono quelle che sono decisioni di altri. Faccio un esempio: tutti i piccoli imprenditori e tutti gli artigiani che lavoravano quasi esclusivamente per grandi realtà che sono andate in crisi. Sono tutte o che hanno deciso di delocalizzare. O che hanno deciso di delocalizzare. Sono tutti soggetti che magari avevano fatto degli investimenti per i macchinari, quindi parlo di leasing, finanziamenti, mutui per fare il capannone, che magari non è un capannone grande. E sono tutti soggetti che, alla luce della delocalizzazione, dei soggetti che magari sono quelli più grandi che hanno chiuso, si ritrovano in difficoltà. Questa legge aiuta anche loro, aiuta magari i soggetti che alla luce di un fallimento non sono riusciti a recuperare un credito e quindi hanno un debito grande verso Equitalia perché avevano le fatture emesse, come si suol dire. Quindi è una legge che proprio vuole trovare una soluzione e si basa, al di là di quelle che sono le procedure tecniche, su dei punti fermi, che sono il fatto che il soggetto non deve essere fallibile, il fatto che la norma preserva quello che è il diritto al mantenimento della famiglia, alla sopravvivenza della famiglia, quindi un soggetto che vuole affrontare un percorso di legge 3 deve essere tranquillo nel sapere che i soldi, perché alla fine purtroppo si parla di quelli, per andare a fare la spesa, per pagare le utenze, per pagare l'affitto dell'immobile, vengono garantiti. E poi soprattutto la legge 3 aiuta le persone a vedere un futuro tranquillo. Allora andiamo un attimo su degli esempi. Quindi arriva o è arrivato il soggetto X che ha una famiglia, ha un reddito, e però se lui dovesse coprire sostanzialmente il debito che ha non ce la farebbe, o comunque potrebbe trovarsi in mezzo a una strada. Con quali criteri viene valutato la quota che poi grazie alla legge 3 questo deve ribadire ai suoi creditori? Facciamo l'esempio più semplice: marito e moglie comprano un immobile, fanno il mutuo, la moglie perde l'immobile, quindi rimane soltanto un reddito, perde il lavoro, scusate, okay. E quindi rimane soltanto un reddito utile per concorrere a tutte le spese. Perfetto. A quel punto cosa si fa? Vengono prese tutte quelle che sono le spese che servono per mantenere la famiglia, okay. E la differenza, banalmente, tra il reddito del marito, quindi lo stipendio che viene portato a casa, e le spese mensili che servono per sostentare la famiglia, quella differenza lì viene versata all'interno della procedura. La moglie un giorno riacquista il lavoro, sì. A quel punto si andranno a fare dei riconteggi, perché è anche giusto che certo. Se riaumenta il reddito venga riproporzionata quella che è la quota utile da mettere all'interno della procedura. Ok, altra brevissima pausa.
rieccoci nell'ultima parte. Mi spiace da un lato perché significa che insomma, i numeri che noi abbiamo a disposizione sono reali, però mi fa piacere dall'altro perché significa che stiamo dando un servizio. Stanno arrivando tante telefonate, non solo che poi noi prendiamo e mandiamo in diretta, ma di persone che chiedono di poter poi confrontarsi con i professionisti che abbiamo qua in studio, come ovviamente potete farlo anche con altri. Quindi sono contento perché stiamo dando un servizio. Voglio anche puntualizzare, cioè voi siete dei professionisti e ovviamente quando insomma, chi fa sto lavoro poi va anche retribuito, cioè corretto? Sì. Avrete immagino dei tariffari che poi se uno ha piacere o ha la necessità vi contatterà e spero che poi non diventiate voi una fonte di debito. Assolutamente. Ma insomma che andando a risolvere i problemi non siate così esosi, ma insomma, permettetemi una battuta, ma insomma, non sareste qua. Però insomma diciamolo per trasparenza, perché dopo non vorrei che si pensasse, cioè non è l'associazione consumatori questa. No. Okay. Allora riprendiamo un attimo i temi lei prima mi stava chiudendo un attimo quella che è la casistica. Ci sono dei limiti temporali entro i quali poi va a decadere completamente il debito da parte della persona? Allora, c'è il cosiddetto tempo di prescrizione, ovvero i crediti, se nell'arco di X anni, che dipende a seconda del tipo di credito, 18 mesi, 5 anni, 10 anni, non viene rinnovato il cosiddetto valore del credito, quindi non c'è, tra virgolette, una raccomandata che arriva dove per l'ennesima volta mi viene chiesto indietro lo spettante, il credito decade, non è più in essere, però ci sono dei soggetti che sono ben attenti a evitare che ciò succeda, Equitalia, gli istituti di credito e quant'altro. Normalmente quello che noi cerchiamo sempre di fare è inserire tutti quelli che sono i debiti, anche se c'è un piccolo dubbio che si sia prescritto, inseriamolo, perché così siamo tranquilli che se magari effettivamente è ancora in vigore il debito rientra all'interno della legge 3 e siamo tranquilli di ottenere l'esebitazione su tutti quelli che sono i debiti. E effettivamente l'individuazione della mole di debiti è il punto critico. Tutto il resto sì, quello è effettivamente il passaggio dove a mio avviso serve che ci sia un professionista che dà una mano al soggetto a ricostruirli, a identificarli e a presentarli anche. Senta, lei ci raccontava o ci accennava come esistono veramente azioni al limite dello stalking da parte di tutta una serie di soggetti nei confronti del debitore. Per cui telefono, messaggi, telefonate, campanelli che suonano. Allora i recuperatori di credito purtroppo fanno anche loro il loro lavoro, di quello ci campano. A volte esagerano, vanno fuori dai limiti a loro concessi, non parliamo delle banche, persone che vengono chiamate sul posto di lavoro, persone che vengono chiamate sul posto di lavoro e magari gli viene anche detto al datore di lavoro che c'è il problema del dipendente, e questo è gravissimo perché è proprio denigratorio e non è giusto nei confronti della persona. Diciamo che è difficile da stabilire i paletti dove metterli, no? Perché? Perché la banca comunque si deve portare a casa i suoi soldi. Io dico però una cosa, e la dico veramente di cuore, ho una certa età, ho passato determinate situazioni, sono papà felice e nonno, e voglio dire che finalmente oggi c'è questa possibilità, per cui a tutte le persone, ai 7 milioni di italiani, ma in particolare a 1,5 milioni di persone del Triveneto che magari ci sentono, ci vedono oggi, mettete da parte la vergogna, mettete da parte tutte quelle che possono essere le emozioni negative, eccetera. Oggi c'è la possibilità di tirare una striscia e ripartire. Quindi venite a trovarci, noi ci siamo. Ci sono oggi la legge, tra l'altro, permettimi dottoressa, ha
c'è stata anche nell'evoluzione delle procedure, no? Perché all'inizio sicuramente abbiamo trovato delle difficoltà e mi scuso anche pubblicamente magari con qualche nostro cliente che abbiamo tra virgolette maltrattato, ma magari non è stata neanche colpa nostra, nel senso che dall'altra parte abbiamo trovato muri di gomma, no? Adesso le cose stanno andando in modo molto più liscio, in particolare con l'entrata in vigore della nuova legge fallimentare, dove in ogni provincia verranno costituiti degli OCC, cosiddetti organi di composizione della crisi, che snelliranno di molto il lavoro dei tribunali e ai quali noi possiamo depositare la nostra procedura di legge 3, la procedura del nostro cliente sostanzialmente, e saranno degli specialisti di settore, insomma, no? Quindi non è l'ex curatore fallimentare nominato oggi che non conosce bene la procedura sostanzialmente, insomma, ecco. La cosa però comunque importante da sottolineare è che la legge 3 non è una legge nella quale c'è un giudice che sostanzialmente ha potere di dire tu sì, tu no, cioè non c'è un soggetto, chiunque esso sia, che può dire tu lo puoi fare, tu non lo puoi fare. Se un soggetto è sovraindebitato e ha tutte le caratteristiche per poter avere accesso alla legge 3, lui avrà accesso alla legge 3. Ma chi è che stabilisce se può avere accesso? Lo stabilisce la legge, non c'è più la discrezionalità, sì, certo, di un soggetto. Sulla base di quali criteri? Cioè, sulla base dei numeri. Se io sono un soggetto in difficoltà economica... Chi è che verifica questi numeri? Li verifica un professionista. Ok, quindi diciamo che la parte essenziale è che poi in qualche modo il professionista garantisce per la veridicità dei numeri. Assolutamente. Quindi si esce da quella che è la discrezione di qualcuno. E mi permette una domanda fastidiosa, ma nel momento in cui io vengo da lei, no? E le presento delle carte, eccetera, eccetera, le fa delle valutazioni, non so perché, ma io sono riuscito a fregare lei, per cui le presento documenti sbagliati o a suo modo lei vuole aiutarmi oltre il dovuto. Nel caso poi emerga che io non avessi avuto il diritto di accedere alla legge? Allora, noi siamo una realtà che va in supporto dei soggetti sovraindebitati a riorganizzare quella che è la sua situazione, quindi identificare qual è la posizione, fare una sorta di valutazione preliminare. Quindi io sono tenuta a valutare le carte che lei mi dà e andare a cercare che effettivamente ci sia riscontro tra le carte e la realtà. Sono state stampate in casa. Ecco, quindi diciamo che mi fido delle carte che mi vengono date, ma le ricontrollo tutte e le faccio ex novo io dalle banche dati. Allo stesso modo il professionista che subentrerà successivamente, anche lui ha lo stesso scopo, quindi è un soggetto che viene chiamato a validare, tra virgolette, quella che è la situazione debitoria, quindi ha anche una responsabilità penale. La responsabilità è vostra. Bene, allora vedo che c'è qualcuno al telefono. Avviso il o la telespettatrice che abbiamo ancora un minuto. Pronto? Pronto? Sì, buongiorno, chi parla? Buongiorno, Piedina Cervesato. Pronto? Sì, eccoci. Guardi, un minuto, poi devo chiudere, prego. Niente, io volevo fare un quesito. Io mi sono comprato una macchina in gennaio e ho fatto una polizza che se in caso dovesse succedere qualche di morte che venisse estinta. Però non mi hanno chiesto di fatalità e sono anche malata di tumore. È vero che non viene pagata in caso di morte questa polizza, che non viene estinta? Non lo so. Bisognerebbe capire a livello proprio contrattuale che tipo di polizza di assicurazione è stata stipulata, bisognerebbe andare a valutare quelle che sono le varie clausole all'interno. Purtroppo non riusciamo ad aiutare, a me dispiace veramente tanto, ma ho l'impressione che in questa... Però il contattiamo. Ok, signora guardi, se ha piacere di lasciare il numero verrà ricontattata e cercheremo di, insomma, i professionisti proveranno a darle una risposta. Grazie. Niente. Abbiamo terminato la trasmissione, signori, è stato veramente un piacere, ho scoperto cose nuove, come penso sia accaduto anche per i miei telespettatori, e insomma, buon lavoro perché oggi pomeriggio non avete telefonate da fare. Grazie, buona giornata a tutti.